un programma assai ricco nella nostra Vavriguccia d'oggi. Un'idea di creazione dava libertà in casa. L'imparare ad una canzone gustante e con capire che l'amore è schietto. Ma di noi i nostri animalucci. I nostri appuntamenti preferiti, quello guagliucchetta di Leandro e a voce linda di Bolmari che ci va a studiare a tutti. Di questa che tu ci vai oggi, ci spieghi come si fa l'orto. Allora vai burro, pa per un momento e ora d'avrei borte di Vavriguccia. Salute caro Jean-Paul. Salute Francine. Allora ti è veramente un piacere di cantare da con te oggi. Che hai scelto come canzone? Ma mi dici sempre le stesse affari. Ma sai che per me è un piacere di cantare con te. Allora vedi? Oggi giustamente mi canta una bella canzone di gruppo I Movrini. Ah, quale sei? Amaregni. Amaregni, con una bella canzone. D'amore. Sono tutte belle queste canzoni. Allora io ti propongo di stare attenti ai nostri idee perché chi anche voi dovete imparare oggi. State attenti, A mezzo a tutti i fiori d'amore, quando li sapreno fatto l'albore. Era quella annacquata d'un liquore, mandatemi una mano per favore. Mi fece sbucciare in capo e centuite ed è un altro senso alle mie lide. Fu per me come un anello alle dita e lui alza le mie verite, le mie verite, le mie verite. Magnifica, infatti, una canzone che parla attorno ad amore. Dunque, chi ci toccherà lavorare in questa canzone? Soprattutto il ritmo, che giusto che... Hai visto, non sono mica troppo del ritmo, dunque quanto non a te, come va? E dopo abbiamo fatto la misura. Sì, fammi vedere. Dopo mi anche le parole, A mezzo a tutti i fiori d'amore. Santo, vedi qui si l'uomo che fa tutto. A voi di. A quando si bancalaro, a quando si pittore. Quando sono ortolano, so fa tutto. Che vuoi fare? Vedi, ortolano non capisco mica. Capisci mica cosa? Secondo te, quale va a crescere i fiori da Vavriguccia? Quale va a crescere i frutti e i legumi da Vavriguccia? Santo. Eppure io a santo non l'ho mai visto con una zappa in mano dell'orto. Ma perché carina io? Ci ho dopo una giornata di lavoro a Vavriguccia. Bella sicura. E sai, sto sino a tardi a sera, mi? Ma allora, vuoi dire, corri via di mai? A voi di. A rene tronche, allora sai. Allora? E allora ci vuole che condessa a buscarmi qualche canne. Qualche canne? Mm-hmm. Per chi fa? Per far crescere i fagioli, no? Perché hai bisogno di canne per far crescere i fagioli, non li metti mica nella terra. Ma è la sicura che ci vuole le canne, non si chiamano ubalo a fagiolo. Metti a canna in terra dove li crescono i fagioli. Crescendo quelli si inchiocchiano la canna, colano e tu dopo hai e non hai più che accoglierli. Ma perché crescono assai? È bella sicura! Mi sta una idea. Dopo... Ma ti posso fare una domanda? Fammela sempre. Spero che tu mi porterai con te a fare l'orta a me una orta. Se la ti face piacere, ma attenzione, appronta di là, ti ci vogliono i vestiti speciali e poi l'arnesino. Mi presterei i due. No. L'arnesi, i miei un la dopo magheio. Dopo mi ci vuole l'imbaratoio. Sai, per fare un solco, per piantare i pomi e i bori. Begua poco presso, E chi fai con l'imbaradore che ti devo fare? Fai un solco, zapperi così, fai un solco. Ci lampi i bori e i pomi ricopri di adodara. Sì, infine ci metti a sumenta. E asumenta i pomi e i bori. Buona.
Ora abbiamo appena se stai ridendo. Allora, Allora, ora si trasforma in professore. bella sicura, gliel'hanno imparato di noi, ma anche io. Allora, Ti sto assente. chi ti ci vuole perché i fagiolini possano crescere come lo si vuole. Come lo Allora, vuole. io ti ho ascoltato, ma io ho detto che ci hanno e ganne che servono in fatto di ballo. Chi è lì, hai capito? Boh, con l'imbaratoio che fai? Allora, l'imbaratoio, travagliare appena d'odore, così, e per metterli a sumente e per farle crescere. Per i bommi. Ecco, e i bori. E- Buona, ora vedo che tu puoi piantare da per te i tuoi legumi. Allora ti lascio fare. Sei fortissima. Oh, sono stupido, sai, sei fortissima. Che te manco male, come ti impara sola? Certe volte non capisco mica. Sapete già che mi va una piccola pausa e mi impara insieme a fare una flezza d'amore con un tocca a te. Una flezza d'amore. Allora per fare una flezza d'amore ci vuole parecchi stiglioli di legno, un frigetto appiccicatoio colorito ed risore un foglio di carta da disegno colorita e l'incolla. Piega un foglio da disegno in mezzo, taglia una striscia in doppia spissezza, taglia i scorni di strisce ottenuti da fa 2 flezze. Appiccica 2 flezze da una parte e dall'altra da un stigliolo. Taglia pezzaelli i fricetti appiccicatori e metteli annanto stigliolo. Taglia una strisciarella di carta di un altro colore e appiccicala intorno a un stigliolo. Taglia una piccola flezza in un frigetto appiccicatoio. Appiccicala all'altro capo di un stigliolo. Attenzione, sii attenti. Dà un pochi colpi di risore in una flezza di carta. Con l'incolla appiccica flezza a un cuore di carta, dice pronto e fatto. Hai visto? Ci vorrei stare attenti, ma il viderai è bellissimo. Ora tocca a te. Allora io vi propongo di continuare a scoprire la nostra canzone. Che ne dici? Allez, ci Come mi accompagni? appena i ridi, mo. Ma quanto li ci portano i guai, us intimo promesso allora mai, e come le greve la verità, nella sabbia né forse la sai, sento anche di uso calore in peto, quello che si è fermato a trovare tu. Quello che ti dulli anni di vetu e con capia che l'amore è schieto, l'amore è schieto, l'amore è schieto. Mi facevi una domanda mentre cantava. Chi ti è per te l'amore schietto? L'amore Santo? schietto è quello
E quello che si cappia, sano, senza contare l'amore schietto e quello che va dal più profondo di un cuore. Ah, ed è così che tu mi danni gara, Ah, è così, è così. Vedi, la sabia, vedi, siamo sempre in traccia di grigal, ma ancora in orso, tutto l'anno. Buono, ziti, io vi propongo di fare una piccola pausa e di andare a trovare un nostro appassionato di canto che ci aspetta in casa Zoia e poi io ziti che ci vediate. Se poi volete mandarci una video di una canzone, potete farla così per partecipare alla nostra Vabriguccia. Sento l'ogno esce dalla bissi, crescimi buoni in cuore, come le sodi srozio desse ore, idrata un altro sulla fissi. Di storia che se un so da ridere castighiano ciò che la bene si mostrisce nella memoria fuori fronte o gioventù così sinceso sembra me fermo insieme nostra bene e niente non hanno da vito. Sia con noi si capace così prezioso lo sangue fa sanciarsi stondaci langue che ad coscienza sia in pace cori fronte o gioventù così sinceso sembra me fermo insieme una nostra bene e insigne una nuova virtù. Odite, a sapete che razze d'antilopi ce ne parecchie nel mondo? Pau più campani in Africa. L'antilopi stanno a bandaccioni. Sono erbivori, mangiano erba, casci e sumenti. Tutti gli antilopi sono goruti, ma qui di chiamati orici e kudu hanno i gori più lunghi di un mondo antilopesco. L'orici hanno i gori sticchiti, pinzuti, ma i kudu hanno i gori fatti a spirali. I gnu edi stanno nei pianuri di savane. I waterbucks non stanno mai lontani dai luoghi umidi e l'orici campano in luoghi asciutti. In certe razze d'antilopi non c'è che i masci ad essere goruti. Gli impalamasci sono cori lunghi e inturciati. I femmini sono mottini. E ora, chi c'è da scoprire? Odide, a sapete che sono milioni d'anni che esistono i gagnacci? C'è più di 400 razze di gagnacci. Certi sono ciugaredi ed altri sottamanta un camion. I gagnacci più conosciuti e chi uomo teme più di noi sono i gagnaccioni bianchi. Crescono fino a quasi 6 metri di lungo. A sapete che di tanti parecchi ranghi di denti. Se dove ne casca uno, ne cresce un altro in poco tempo. Certi razzi di gagnacci li cascano e ricresce più di 30.000 denti nella sua vita.
o gagnaccio più lungo e o più pisio e o gagnaccio balena. E di no o pesce più maior di un mondo. O santo, perché chi sia come me che non ha mai fatto l'orto, chi consigli mi può dire? Beh, prima di tutto bisogna armarsi benissimo. Allora spiegami tutto. Ti ci vuole una vanga per ribeffare per lavorare da terreno. Ma? Boh. E poi? Dopo ti ci vuole a zappetta per torcere l'acqua i solchi. Ma io tutto che non conosco mica. Lascia va santo. Dopo ti ci vuole un piantatoio. O che? Beh, un piantatoio. Di che ho piantato oggi? Ehi. E come lo faccio qui? Fai i dogiotti per in terreno, fai i dogiotti. L'allarghi? L'allarghi che giocheranno a piantarci. Dunque questo si chiama Un piantatoio. D'accordo. Buona, ma piantiamo chi tanto di non scordare e poi costano cari, mi sta attrezzo. Oh, ma Ma cosa? Come credi che tu mangi tutta la roba uno di me? Perché sono ortolano di prima drinka Aie? io. Ma per un momento, l'ortolano di prima drinka, un mamma ha regalato uno da mai e passato per un legume di odorto, ma è una orta. È vero? Beh, yeah. Ah, allora me ne sono scordato, Eppure, sai che certe pomate, mi così, e certi fagiolini. Ma io dico, non te ne posso parlare con una bianca paspa uno di due fagioli. E i bori, una gampa i bori. Oh, ma dimmi appena, mi voleva scimisce o che? Perché ti nervi così? Ma nervo, perché? Perché chi si gusti a parlare di mo legumi gusti, mo legumi qua là, ma i due legumi, i ditati per te, un esparti, Ma perché li vuoi assaggiare? E bella sicura, perché come reghi una sporta? Se tu rispondi a tutte le mie domande, ti narrerai tante più. Boh, per lavorare da terreno, chi ti ci vuole? Ah, wanga! Calma. E per torcere l'acqua in solchi, A zappetta. ecco a zappetta. Vedi? E per i giotti, che giocheranno a piantare. Credi... Oddio santo... No, santo, San Condio, no. Sai, fai i giotti per piantare, mi ciò che tu vuoi. O piantatoio. o piantadoglio, o più facile. O più facile che arrivare, Scusami, Orancine, ma a conto mio, per sto poco tu legumi non ne mangi. No, ma hai mica da lasciare così quantunque. Ma sei veramente una bestia, Susan, tu non impara nulla. No, lasciatemi chiamare un amico Leandro. Forse che a lui di noi gli piacciono i legumi. Salute Leandro, come sei? Vabbè, e tu? Benissimo, sai che quando ti chiamo può sempre ve. Niente. Allora Leandro, oggi ti voglio fare una domanda. Che ti piace a te a mangiare? Aspetta, mi viene in capo una canzone. A di conto e dopo ti rispondo. Beh, cantala pure. Dice la Nadoco, qua, date me mangia, che, dice la sua mamma, che, chi vuole mangiare? Voglio mangiare un lombrico. Bon, a me non piace mica troppo i lombrichi. In tutti i casi l'hai cantata proprio questa canzone. Allora, questa è una canzone che si chiama Datemi a mangiare, uso titolo. E casca d'incanto. Allora, che ti a mangiare a te, Leandro? Che ti piace? Dunque, a me mi piace mangiare i bromi fritti in quei nuggets, come sguardi tutti i degli. Ma dimmi appena, pommi fritti casani? Yeah. Dunque, a domani ma sbuccia i pommi. No, so io che la faccio. Sei tu che sbucci i pommi? Yeah. Ma sei straordinario. Dunque, pommi casani e poi chi mangi di noi? Dopo mangio papine, i frutti di mare come i muscoli, posso dire più pesce, bulastro, a pulando, vigadello. Di no, a pizza che fa già mia no. A pizza di domina no? Come la pronta in casa? Yeah. L'hai già visto va? Basta. E di no io l'ho giovata. Ma infatti scegliamo ciò che noi vogliamo mettere.
e dopo si fa già un barbecue. Ah, e a te chi ti piace di mettere dentro? Caju? Sguaggi tutti i prodotti. Salsa di pomata, caju, tutto qui. Yeah. Boh, se ne va già una roba ona in Ecuador, mi pare, eh? Yeah. Allora, e poi chi ti piace di noi a mangiare? Ti piace più a carne o a pesce a te? A carne. Ah, c'est più carne, d'accordo, ho capito. E poi dopo chi mangi? Preferisco a zuppa di pesce. A zuppa di pesce? Qual è che avage a zuppa di pesce? Beh, si bande. Qui se stati in qua mia cugina è un biscotto e dunque vogliamo fare una zuppa. Ah, sai anche biscotto, Leandro? Niente. Dunque vai a cercare di roba in mare per mangiare. Niente. È scarso quell'affare, oh. E poi chi puoi mangiare torna? Chi ti piace? Dopo mi piace i dolci come i biscotti, i ghiacci, sai, tutto sta farina zuccherata. Anche a me mi piace la roba zuccherata, sai? Sai che a me mi piacciono anche i canistrelli. Ti piacciono a te i canistrelli? Yeah. Sono buoni, eh? Di no, a me mi piacciono i legumi. I legumi? E chi mangi come legumi? Beh, mangio le carote, l'uviore, tutto ciò che mi piace. Ma ti è bello di mangiare i legumi, sai che fa proprio per la salute? Yeah. Vabbè, caro Leandro, ora ti devo lasciare perché devo continuare a muovere briguccia. Ti mando un abbraccione e ti dico a presto. Allez, a presto! Allora. Dai che la classe. Ci faccio ancora oggi, Faccio tutto. Buono di te, sapete che oggi è giunto il mio momento preferito. Sapete qual è? Devi cominciare la canzone. Sana. E invitiamo i nostri cari telespettatori a cantarla con noi, posto che ora l'hanno scoperta anche lì. E a ballare. E a ballare se li volano in casa soia. Puntate da un lì di carré e ballate pure con noi. A mezzo a tutti i fiori d'amore, quando elli s'aprenuva tu l'albore, era quella annacquato d'un liquore, mondatomi una mano per favore, mi fece sbucciare in capo e ciantuide, ed ed un altro senso alle mie olide. Fu per me come un anello alle ide e lui al Samuele le mie veride, le mie veride, le mie veride. Ma quante li ci portano li guai, us'intimo promesso allora mai, e come le greve verità, nella sabbia ne forse la sai, usante oggi che tutto calore in petto, che lui che si è fermato a Coropieto, quello che ti tulliani di vetu e con capia che l'amore è schieto, l'amore è schieto, l'amore è schieto. Sarà stata scritta in qualche luogo, un giorno piantereste l'udo iogu, che lui si spegnerebbe l'udo fuoco, fermerebbe una storia così poco, ma d'altri come me ti diceranno, quando è lo scaldeulo sole lontano, quando lo piange un tuo erano e face trimula ugo romano, ugo romano.
piace una di più voce. Mi sono campata e sta storia non la di manco vista passare con voi tutti. La nostra Fabriguccia è compia per oggi e spero che voi siete campati e soprattutto che avete imparato un po' affari. Ci regalora di ritrovare per sparte donna in un nostro programma. In un frattempo, abbracciamo di gore. A presto! A beijo.